Riprendersi perché la storia non lo permette, sia quella passata sia quella che verrà. Amici di Sportivi, ciao da Salvo Giracci, siamo live dal Paolo Marino di Castelvetrano, provincia di Trapani, e Folgore San Giorgio Piana, seconda giornata del girone A di eccellenza siciliana. Tutto pronto per partire gli ordini di Giorgio Fragalà, l'arbitro della sezione di Acireale, assistito da Luciano Sicali di Catania e Angelo Gulisano di Acireale. Folgore in maglia bianca e pantaloncini rossi, con Di Martino in porta. Dovrebbe essere un 3-5-2, vedremo a partita in corso, con Tarantino, Rallo e Galfano da destra verso sinistra. In difesa centrocampo Bertoglio, Spanò, Giardina, Pisciotta e Pace. L'attacco è composto da Mario Erbini e Ciolino. È tutto pronto, tutti comodi. È iniziata Folgore Piana, con il Piana in maglia nera e pantaloncini neri. 3-5-2 anche per Filippo Chinnici, Sisè in porta. In difesa Tricoli, Duli e Giorgio Chinnici. A centrocampo Miliziano, Bonamaison, Antus, Corso e Cintura. In attacco Maltese e Torres. A disposizione per la Folgore Sansone e Catania. Per la porta poi Ala, Lipari, Gancitano, Foscari, Camarà e Murania. Per il Piana invece Pileri. Per la porta poi Graci, Manno, Alaimo, Visconti, Mattia Scalisi, Alessandro Scalisi, Sinagra e Balistreri. Folgore che oggi deve fare a meno di Rosella, che si è infortunato durante la gara di settimana scorsa, persa 5-1 in trasferta a Terrasini contro l'Athletic Palermo. Nel San Giorgio Piano invece manca Ferotti per squalifica, è stato espulso al 64esimo nella gara casalinga contro il San Vitolo Capo, finita 0-0. Infortunato invece Azzimati, che già manca da 2 settimane per quanto riguarda le partite ufficiali. Lo stesso palla per quanto riguarda la squadra proveniente dalla provincia di Palermo. Servizio largo verso Cintura, che va fino in fondo, cross basso, pallone allontanato dalla Folgore a cercare i movimenti di Mattia Pisciotta. In tanti hanno dato a lui il gol della Folgore contro l'Athletic Palermo. In realtà è stato autogol di Roberto Crivello, l'ex Palermo al debutto in nero-rosa. Non ce ne voglia il centrocampista della Folgore, è stato autogol. Pisciotta comunque ha avuto modo di segnare. Questo inizio di stagione contro l'Accademia Trapani nella Coppa Italia di eccellenza siciliana, la Coppa di categoria. Uno dei 2 gol realizzati dalla Folgore fino a questo momento, l'altro è stato realizzato da Rosella. Il Piano invece ha superato la Parmonval, vincendo a tavolino la gara di ritorno per rinuncia della squadra ospite. All'andata la partita è finita con il risultato rotondo di 5-0, doppietta di Maltese, poi gol di Torres, Azzimati e Miliziano. Adesso entrambe le squadre, restate a secco settimana scorsa, cercano i primi gol in questo nuovo campionato di eccellenza siciliana. Soprattutto il Piana vuole trovare il primo gol della sua storia nel massimo campionato regionale. Attenzione al pallone proposto in mezzo, lontana Filippo Rallo. Allora si ritorna dietro da Tricoli. Pallone in mezzo, altro colpo di testa a liberare, stavolta di Bertoglio. Giorgio Chinnici dietro per Corso, il capitano degli Arbresh. Tutto con calma in difesa. Piana che, così come la Folgore, ha il debutto del portiere. Per quanto riguarda la squadra di casa c'è Armando Di Martino, subito titolare dopo averlo preso dal Gela. Infatti Sansone siede in panchina, ha giocato lui le prime 3 gare stagionali. Dall'altro lato il debutto per Lamin Sisè,
che ha fatto panchina rispetto a Pileri. Attenzione al cross in mezzo, si cerca la testa di Torres, il pallone ancora vivo, attenzione al destro centrale di Martino, respinge a corso la prima occasione della partita e del San Giorgio Piana con Francesco Corso, il capitano degli ospiti. Entrambe le squadre hanno come colori sociali sia il rosso che il nero, con gli ospiti che vestono la maglia di casa, Folgore che invece veste la maglia bianca, quella formalmente da trasferta, con una banda trasversale rossa e nera. Occhio all'attacco di Pisciotta e lui a comporre la coppia d'attacco con Erbini. È un attacco a due, quello della Folgore, quello di Filippo Cavataio. 5-3-2 in fase difensiva, con il Piana che sta gestendo il pallone questo inizio di match. Duli, largo da Miliziano. Attenzione al lancio lungo, colpo di testa. La va a riprendere Cintura. Occhio alla pallone in avanti. C'è l'intervento regolare su Torres. Tutti a protestare con l'arbitro. Si deve aspettare un attimo per la battuta, con l'arbitro che chiede un attimo di calma in più in area. Calcio d'angolo per il San Giorgio Piana, che ha reclamato il calcio di rigore pochi secondi fa. Tutti in mezzo, la battuta di Giorgio Chienici è corta. Il doppio passo provato da Agustin Bonamaiso nello scambio con Giorgio Chienici. Si accentra, cross in mezzo, si cerca dall'altro lato un sostegno. Si è voluto quello di Antus, rimessa per il Piana che è partito bene. Pallone in mezzo, Torres cerca un tacco, poi effettua il cross. Non c'è però nessuno centralmente all'area di rigore. E allora rimesso dal fondo. Ovviamente si stanno giocando anche le altre partite in questa seconda giornata del girone A di eccellenza siciliana. Il Gela è già in vantaggio contro il Lascari Cefalù grazie al gol di Cocimano. Gela 1, Lascari Cefalù 0. In diretta sul canale YouTube di Sportisli c'è il derby dell'Eleuterio tra Oratorio Marineo e Don Carlo Misilmeri. Non ce n'è stato nessun anticipo, le gare si giocano tutte
Oggi Pisciotta finisce giù, l'arbitro fischia e calcio di punizione per la Folgore. Per la prima volta si fa vedere dalle parti della difesa ospite e di Lamine Cissé. Oggi giorno importante per il tifo rossonero della Folgore, è stata riaperta la curva nord del Paolo Marino con il gruppo organizzato della Folgore che è tornato lì. Occhio alla confusione da fuori, oltre là attraverso il tentativo sia anche per la squadra di Cavataio con Tarantino. Si riparte da Cissé. Torres, gestione regolare secondo l'arbitro. Rallo prova a contenerlo ancora Torres. Si pensa però la Folgore a disturbare l'attaccante del Piana con Bertoglio. Filippo Rallo ancora, anche lui prima da titolare oggi in stagione, subentrato sempre dalla panchina sia nella gara contro l'Athletic sia nelle due di Coppa contro l'Accademia Trapani. C'è il raddoppio del Gela contro il Lascari Cefalù. Gela 2, Lascari Cefalù 0. Si rischia pallone che cerca di raggiungere la zona di cintura. Ha segnato Zappalà per i biancazzurri per il raddoppio del Gela. Squadra che al momento, a differenza di Folgore e Piana, ha trovato i suoi primi gol in campionato. Parlavamo della cessione dal Gela alla Folgore di Armando Di Martino, proprio perché il Gela ha preso uno come Federico Valenti, svincolatosi dal Licata. Il recupero del Piana, buona Mason, il passaggio in verticale per Torres, un po' disturbato da Giardina, prova ad andare avanti Torres anche con il rimpallo a favore e prende tutto però da Folgore con velocità tramite Tarantino che scambia con Erbini. C'è il giallo per Chinnici, il primo della partita, il fallo ad ostacolare gli avversari. Tribuna del Paolo Marino abbastanza piena. C'è anche una piccola rappresentanza del gruppo organizzato dei tifosi del San Giorgio Piana, una quindicina arrivati da Piana degli Albanesi, paese famoso per la produzione di cannoli, dolce tipico siciliano. Lancio profondo, si cerca sempre Santiago Torres, a segno, come dicevamo, contro la Parbombal nel 16° d'andata di Coppa. L'anno scorso è sbocciato per quanto riguarda la sua esperienza in Italia con la maglia della Supergiovane Castelbuono. In quest'annata vorrebbe ripetersi a Piana degli Albanesi. Duli, lui italiano ma di origini albanesi, in questo momento rappresenta un po' il connubio che c'è, che rappresenta questo club, confermato titolare da Filippo Chinnici, spostato dal braccetto di destra della difesa a centrale puro, data l'assenza di Ferotti per via della sua squalifica. Sconterà soltanto questa giornata, tornerà settimana prossima.
Ovviamente ci sarà anche per la sfida di Coppa della prossima settimana, infatti mercoledì subito in campo con il San Giorgio Piana che ospiterà l'Athletic Palermo. Qui fuori gioco di Torres. Lancio lungo, poi c'è il fischio dell'arbitro con il fallo di Galfano su Miliziano. Calcio di punizione per il San Giorgio Piano. Prova il tacco, Fantus. Nuovo recupero. Ciolino. Prova a muoversi Erbini. Vuole il rimpallo vincente, l'ex Mazzara 46. Poi lotta con Fantus. L'arbitro interrompe tutto. C'è il fallo commesso proprio dal classe 91. Rallo rischia un po' con la pressione di corso di Martino, regala il calcio d'angolo per il San Giorgio Piana, pressione degli ospiti. Batterà Chinnici questo calcio d'angolo. È corta la battuta. Scambia Chinnici con Miliziano. Il cross in mezzo con Torres consapevole e di molto del fuorigioco. Si riparte allora rimessa dal fondo per Armando Di Martino, classe 93. Molto apprezzato a Gela. È stato preferito a Thomas Colace, argentino, nuovo arrivato classe 2004. Nelle prime partite di questa stagione. E poi a maggior ragione con l'ingaggio di Valenti. Gela che sarà la squadra da battere, la super favorita. Tant'è che sono arrivati lì giocatori abbastanza importanti, blocco proveniente dall'Enna, squadra che ha trionfato nello scorso campionato di eccellenza, ma nel girone B, quello orientale. Occhio al grande scambio del Piana con il calcio di rigore per l'atterramento di Maltese. Stavolta c'è il fischio dell'arbitro e c'è il rosso per Gioacchino Giardina. Folgore in 10 al 18° del primo tempo, clamoroso al Marino, con lo scambio fluido che è arrivato per i giocatori ospiti in posizione regolare per Salvo Maltese, il fallo di Giardina e il rosso da parte dell'arbitro. Le proteste della Folgore verso Fragalà di Acireale. Calcio di rigore per il San Giorgio Piana. Adesso la squadra di Filippo Chinnici avrà la possibilità di segnare il suo primo gol nella sua storia nel campionato di eccellenza. Con il pallone in mano c'è colui che si è procurato questo calcio di rigore, ovvero Salvo Maltese, doppietta
contro la Parmobal nel 16° d'andata di Coppa. Folgore in 10 con il rosso a Gino Giardina. Tutto pronto. Maltese, il piano in vantaggio, spiazzato Di Martino, 1-0 per la squadra di Filippo Chinici. Sono 3 in 3 partite per l'ex Misilmeri. Il piano dunque la sblocca. L'abbraccio con Maltese e Chinici. Tutto a bordo campo e con i compagni, 1-0 per il San Giorgio Piana. Ed è già il 6° gol subito in 2 giornate per la Folgore. Qui ha perso in casa contro l'Accademia Trapani nel 16° di ritorno per 2-1. Lancio lungo di corso. Nessuna gestione irregolare secondo l'arbitro qui. Allora Pisciotta in mezzo a 3 avversari, proprio Corso lo ferma. C'è però il fischio dell'arbitro. Bisogna posizionare un po' dietro il pallone per la battuta della punizione a favore della squadra di Cavataio. Allontana Hantus. Nuovo colpo di testa per mettere il pallone giù. Terreno difficile questo del Paolo Marino di Castelvetrano. Occhio allo scippo di Maltese su Rallo. Nuovo fischio dell'arbitro, si guadagna la punizione. L'autore del gol ammonito, Filippo Rallo, tornato alla Folgore dopo una sola stagione passata in promozione con la maglia del Marsala, con cui ha perso la semifinale playoff a San Vito Lo Capo. Marsala poi che è stato ripescato, o meglio ha acquisito il titolo della Mazzara 46. In quel nuovo cartellino nel corso di questa partita, indizi da una parte, Rallo dall'altra per quanto riguarda gli ammoniti, ma è pesante il rosso a Giardina, dato Folgore. Altro fischio da parte dell'arbitro. Superata la metà del primo tempo, gioca la Folgore con Ciolino. Dalla passa si accentra, poi non ha più modo di avanzare, cerca un rimpallo, la va a recuperare Antus. Chinnici cerca il colpo di testa a Torres, non vuole agganciare buona Maison, la ruba Pisciotta. Spazio da quelle parti, allora può avanzare Galfano. Pallone largo, c'è il cross in mezzo, colpo di testa liberare di Duli. Maltese a destra su una prateria con l'avanzata di corso. Potenzialmente potrebbe prendere il pallone, ma non ci può arrivare mai. L'arbitro fischia ancora una volta a fermare le operazioni. Corso. Antus. Pallone girato nella zona
di Chinnici, fermato da Pisciotta. Tra i più pimpanti lato Folgore, sale la squadra di Cavataio, pace allarga per Erbini, che deve fare one to one con Tricoli, si cerca il cross, deviazione di Dulli, calcio d'angolo per la squadra di casa, che vuole reagire al gol su calcio di rigore di Maltese. Marcature a uomo in area di rigore, pallone in mezzo, di testa la respinta di Santiago Torres, poi il fallo in corsa fischiato dall'arbitro. Il calcio di punizione già battuto dal San Giorgio Piana. Buona Mason sale in fascia cintura, infatti lo cerca l'argentino, pallone però sul fondo. Si fanno sentire comunque con i timpani tifosi della Folgore in curva nord, che hanno applaudito anche alle vecchie glorie della squadra rossonera, che hanno sfilato sul manto erboso naturale del Paolo Marino, salutando i tifosi, ricordando i vecchi tempi della storia immensa di questa squadra, che nella storia recente ha avuto anche denominazioni diverse. Retropassaggio di testa da parte di Ciolino per Di Martino. Si cerca Mario Erbini, che prova a prendere sul tempo Duli. Con intelligenza il passaggio per Giorgio Chinnici. Buona Mason, in tempo anche lui per servirla a Fantus. Adesso Tricoli. Miliziano, possesso Piana. Nella gradinata a cielo aperto che vedete sui vostri teleschermi, seduto anche il nuovo presidente della Folgore Castelvetrano, Margherita Barraco, che ha cercato di dare la carica in settimana all'ambiente dopo la grande sconfitta in casa dell'Athletic Palermo, facendo un cenno anche nel supporto dei tifosi. Castelvetrano che ha la possibilità di ospitare il pubblico questo inizio di stagione, e non è una cosa scontata, dati i vari problemi burocratici, date le varie autorizzazioni che ogni anno devono essere concesse per far ospitare il pubblico negli stadi per gli eventi sportivi e non solo. Prova l'anticipo Antus, la Folgore resiste, cercato Erbini in area di rigore, ostacolato da Tuli, eventualmente c'è Tarantino, è soltanto rimesso dal fondo, non è stato guadagnato l'angolo per la squadra di Filippo Cavataio. Questi che sentite invece sono i tifosi arrivati da Piana degli Albanesi, piazza calda che per la prima volta nella sua storia si può affacciare anche nel campionato di eccellenza. Tra l'altro domani sarà il 10° anniversario del San Giorgio Piana, con un compleanno, con una giornata che vorrebbe avere tra i festeggiamenti anche una potenziale vittoria in questo pomeriggio, che sarebbe la prima in assoluto nel campionato di eccellenza.
le cose stanno andando per il verso giusto. Tra l'altro la Folgore è anche in 10, ma sappiamo benissimo che il calcio è strano, molto strano. Chienici, Torres, un po' così, l'aggancio di Pisciotta che vuole giocare con il pallone, ha rimesso laterale per la Folgore. Va a battere Emanuele Ciolino, anzi a punizione, è stato commesso fallo proprio vicino alla linea. Bertoglio, adesso si torna dietro da Di Martino dopo il pressing su Pietro Spanò. Ciolino, intervento falloso su Spanò e calcio di punizione. Folgore che già è debole in difesa, in più ci si è messo Giardina a ricevere il cartellino rosso. Anche il lancio lungo, la presa di Lamine Cissé. L'anno scorso ha avuto la possibilità con la maglia della Pro Favara, durata poco però la sua avventura in giallo-blu. Poi è andato all'Aspra e tornando a Favara d'avversario ha fatto 2 autogol con il Favara che vinse quella partita per 3-1. Corso, Torres, c'è fuori gioco di rientro da parte di Maltese, infatti il guardalinee aveva alzato la bandierina. Il possesso rimane del Piana e si continua a giocare. Sponda di Torres, Maltese con Bertoglio in pressing. Ha sentito una botta, attaccante del Piana. Si è rialzato. La giocata di Pace, che poi si va a prendere anche il fallo commesso da Corso. C'è anche il cartellino giallo nei confronti di Galfano, che ha detto all'arbitro qualcosina di troppo. Probabilmente una protesta sul fuorigioco non convalidato nell'azione precedente. Punizione per la Folgore con Galfano che sale. La battuta affidata a Aramno, che chiede un supporto, lancio lungo a cercare Erbini e spalla la porta. Sì, la porta fino in fondo, ancora Erbini. La mantiene, serve dietro, occhio alla possibilità per Tarantino. Pallone larghissimo, arrivato nel settore ospiti del Marino. Niente da fare per la squadra di Cavataio, che ha cercato la prima conclusione in porta della sua partita. Maltese, lancio lungo verso Torres di Hamptus, preciso. Che si protesta per la rimessa laterale non concessa a Piana. Chiede calma l'arbitro. Erbini vuole il pallone di nuovo da Ciolino, in qualche modo la Folgore si sistema. Ancora Erbini, pressato da 2 avversari che lo lasciano andare. Il cross effettuato da Erbini, la presa di Cissé. Il lancio lungo del portiere ospite, la prende di testa Bertoglio.
anche Spanò, alla fine Corso sorpassa l'avversario con un leggero colpo e il piano scambia. Corso vede libero Giorgio Chienici, sterzata ai danni di Pisciotta, cintura, vuole cambiare tutto, lo fa verso il centro del campo dove trova gli avversari. Erbini vuole girarsi in un solo attimo, poi riesce ad allargare, allora sale Tarantino. La corsa di Giuseppe Tarantino che viene un po' da rigore, c'è il fischio dell'arbitro, il calcio di punizione secondo Fragalà di Acireale. È stata addirittura simulazione. Sembrava punizione per la Folgore, in realtà no. Poco prima della linea del confine con l'area, Duli, lancio lunghissimo verso Torres in presidenza maltese, si era proposto in profondità, Torres si accentra, ce la fa ancora nonostante la presenza avversaria. Torres si fa tutta all'aria, poi tira debolmente, finisce fuori, la sua conclusione rasoterra. Si era allungato, sembrava un po' troppo il pallone, in realtà ha resistito, è arrivato troppo debole al tiro, ma il piano è sempre lì. Passaggio in verticale di Bonamaison. Antus c'è fuori gioco, segnalato anche dal guardalinee. Si è aspettato un po' per fermare tutto. 10, poco meno, alla fine del primo tempo. Piana sempre avanti 1-0 grazie al calcio di rigore trasformato da Maltese. Ricordiamo che la Folgore è in 10 perché poco prima del gol del vantaggio ospite c'è stata l'espulsione diretta di Gino Giardina. Il Cavataio ha già pronto un cambio per risolvere quanto prima la situazione. Esima giocata, adesso Pisciotta verso Mario Erbini, c'è dietro Ciolino, Erbini resiste un attimo e serve il numero 10. Il cross in mezzo di Spanò, si cerca qualcuno in aria, la liscia Pisciotta con il corpo, allora lanciando Torres, posizione regolare secondo l'arbitro, ancora Torres, la pressione di Bertoglio, dice che un rimpallo è sempre sul pallone, Torres in mezzo, corso di testa, fuori, tutto solo Francesco Corso a sfiorare il raddoppio per il San Giorgio Piana. Al limite, secondo l'arbitro, la posizione di Santiago Torres, il cambio di Cavataio con l'ingresso di Ala al posto di Ciolino. Serve qualcosa in più per la Folgore. Esce dunque Emanuele Ciolino, non contentissimo. Riceve anche la pacca sulla spalla di Cavataio. Dentro dunque Daniele Ala. Pisciotta, ottimo il controllo, pallone che non esce. Antus Pisciotta, controllo regolare secondo l'arbitro. La salita di Galfano, allarga tutto, ancora pallone per Galfano, ha messo fuori il calcio d'angolo. Il supporto dei tifosi della Folgore che si affaccia dalle parti di Sisè. Parte il pallone in mezzo, di testa a levar via Antus. Corso è da solo. Il passaggio arriva però nella zona di Tarantino. Fischio dell'arbitro con l'intervento di Corso. Lui che ha avuto una grandissima chance poco fa per fare 0-2. Tutto sotto gli occhi
di Cavataio. Le proteste dalla panchina di casa. Si la spassano invece i tifosi del San Giorgio Piana. Allora no, in trasferta settore ospiti dei campi della Sicilia, 3-0 del Gela sulle Lascari Cefalù, il gol di Savasta. Gela 3, Lascari 0. Gela che ha pareggiato a Casteldace settimana scorsa, costretta a rincorrere la squadra da questo weekend di Gaspare Cacciola. Punizione per la Folgore, la battuta di Pace a cambiare tutto. Erbini si ha difficoltà a effettuare un passaggio buono. Lancio lungo, si vuole cambiare gioco, ancora Pace, la finta va avanti, l'ex Misilmeri, ancora Pace, Mancino basso, Sise in zona e rimessa dal fondo. Sembrava anche qui esserci una deviazione perché Sise era in traiettoria, si è anche disteso, non è stato così per l'arbitro. Corso, la spinta da dietro palese di Ispano. San Giorgio Piana che sta sorprendendo la Folgore. Piana che è considerata assieme al Misilmeri tra le squadre che possono sorprendere in questo campionato. Matricola terribile quella di Filippo Chinnici, corso in fuorigioco. Pace, gira. Avanza Galfano. Passaggio per Ala. Si muove Galfano. Riceve un po' di spazio per effettuare il cross. Invece un passaggio di ritorno per il subentrato Daniele Ala. Non colto benissimo. Torres aspetta il pallone, salta Rallo, va a rispondere Miliziano buttandola di fatto fuori. Erbini, Centricoli che lo marca, Piana recupera, buona Mason. Il suo passaggio è un po' intercettato, ancora buona Mason, avanza l'ex Geraci. Cintura, sterza va verso l'interno, passaggio per Maltese, poi difficoltà, recupera Pace, c'è anche fallo e calcio di punizione per la Folgore. 2 minuti più recupero e finirà il primo tempo. Lancio profondo, la sponda di Erbini, interessante per Pisciotta, di testa Bonamaison, il lancio lungo di Hantus, ancora Pisciotta, tra i migliori in campo fino a questo momento, sicuramente il migliore lato Folgore.
Santos scambia con Corso. Prudente il Piana. Buona Mason. Buona Mason, posizione regolare per Maltesi che stava per agganciare. Piena area di rigore, ci è voluto pochissimo davanti agli occhi di Di Martino. Anche la pressione di Torres, quasi a prenderla con il braccio. Il proprio diretto avversario Cristian Bertoglio, c'è il vantaggio dell'oratorio marineo contro il Visilmeri, 1-0 a 5 dalla fine del primo tempo. E questo è un segnale importante per Marineo, che ha fatto parlare di sé nel corso di questa settimana con la dichiarazione della rinuncia al campionato dopo soltanto una giornata per aver perso il bando per la gestione dello stadio Biagio Conti, ma alla fine di ufficiale non c'è stato nulla. Bando che è stato vinto dal Marineo Calcio, squadra di terza categoria nata l'anno scorso. Ancora Erbini, destro-sinistro, non c'è calcio d'angolo, c'è soltanto calcio d'angolo per la Folgore. Tantissime proteste attorno all'arbitro. Si chiedono il motivo i giocatori della Folgore. Non c'è stato nulla secondo l'arbitro. Altro episodio dubbio qui al Marino. Calcio d'angolo, batterà Apache. Arriva anche Bonamaison in fase difensiva. Sise si tuffa, però fallo in attacco sul portiere del San Giorgio Piana, che è caduto a fondo campo. Siamo dentro il tempo di recupero. Per quanto riguarda questo primo tempo, il tempo da recuperare sta nell'espulsione di Giardina nel rigore concesso al San Giorgio Piana. C'è stato il cambio nella Folgore, che ha visto uscire Ciolino al posto di Ala. Assistenza per Sisè. Finisce proprio qui il primo tempo con il duplice fischio da parte dell'arbitro. 1-0 per il San Giorgio Piana. Il gol sul calcio di rigore da parte di Maltese. Una partita fatta quasi dalla squadra di Filippo Chinnici prima del rigore di Maltese. Lo ribadiamo, la Folgore è rimasta in 10 per l'espulsione diretta di Gino Giardina, l'autore del fallo dell'area difesa dalla difesa della Folgore. E da Di Martino noi ci ritroviamo tra meno di un quarto d'ora per il secondo tempo di Folgore Piana. ASD Folgore Calcio Castelvetrano. Soddisfatti naturalmente della prestazione e della vittoria. Naturalmente non è stato facile, perché sapevamo in partenza di incontrare una buona squadra, una squadra ben allenata da un ragazzo molto giovane,
E diciamo che per noi è stato abbastanza facile, tra virgolette, perché siamo riusciti a trovare subito il gol del vantaggio. Poi alla fine del primo tempo abbiamo avuto un po' di sbandamento e abbiamo rischiato addirittura naturalmente di pareggiare. E poi lì diciamo, con il gol del 2-0 siamo stati bravi poi, diciamo, a trovare gli spazi giusti e a fare il secondo, il terzo e il quarto gol. E naturalmente siamo contenti, siamo sulla buona strada, chi ben comincia è a metà dell'opera e quindi diciamo che abbiamo ci si prospetta un buon inizio di campionato. Mario naturalmente non ha bisogno di presentazioni, io lo conosco da tanti anni e quell'anno a Dattilo naturalmente ha fatto un grosso campionato, ma lui è un giocatore importante, un giocatore che quasi sempre va sempre in doppia cifra. Io personalmente l'ho voluto fortemente perché so il valore del giocatore e poi soprattutto perché Mario prima è un uomo e poi un calciatore. Sono sicuro che quest'anno qui all'Accademia si potrà togliere grosse soddisfazioni. E dentro gli spogliatoi, devo essere sincero, tra il primo e il secondo tempo li ho un pochettino bacchettati perché abbiamo fatto per 35 minuti fatti proprio bene e poi sul finale, ti ripeto, abbiamo un pochettino abbassato la guardia, loro hanno colpito una traversa e quindi lì la partita si poteva veramente prendere una piega diversa e quindi la prima cosa che ho detto dentro gli spogliatoi è di ritornare a essere concentrati, di ritornare a essere bravi nei calci piazzati, di essere molto attenti, di accorciare le linee, di essere molto compatti e devo essere sincero, la squadra l'ha fatto veramente bene e quindi siamo veramente contenti e soddisfatti per la prestazione e soprattutto per il risultato. E quest'anno è tutto diverso, l'anno scorso sono entrata a febbraio dove naturalmente non potevo chiedere nessuna cosa alla società perché il mercato è chiuso e la squadra era questa, diciamo che siamo stati bravi con i miei giocatori a trovare il giusto piglio per cercare naturalmente di raggiungere la salvezza e l'abbiamo raggiunta meritatamente anche se all'ultima giornata. Quest'anno la società ha puntato fortemente su di me, io ne sono contento, sono orgoglioso di essere l'allenatore di questa squadra, di questa società e naturalmente sono riuscito a fare insieme al direttore Tosto a comporre la squadra conoscendo diversi giocatori e naturalmente diventa anche un pochettino più facile perché poi hai il tempo per preparare bene tutto il precampionato, c'è il ritiro, c'è la coppa e quindi diciamo che abbiamo fatto insieme al direttore, insieme a tutta la società un buon lavoro, i risultati si stanno iniziando a vedere perché siamo stati bravi a passare il primo turno di coppa. Oggi, ripeto, abbiamo vinto una partita meritatamente, però contro una buonissima squadra e quindi, ripeto, ci auguriamo che il proseguo sia abbastanza positivo. Diciamo che era giusto ieri per cominciare un campionato di eccellenza, per fare 2 gol, però importante è i 3 punti che abbiamo fatto, sia il primo turno del campionato e il passaggio del turno in Coppa Italia. È stato un gran lavoro del ragazzo Giorgio che mi ha fatto un bel passaggio ficcante e poi alla fine il resto ci ho pensato io. È un gruppo meraviglioso, bravi ragazzi che siamo sempre a disposizione al mister. Il mister lo conosco molto bene, infatti quando mi ha chiamato in estate non glielo potevo rifiutare e subito l'ho accettato. Queste sono delle partite che se tu lo sblocchi subito poi tutto il resto ti viene facile. Il campionato ancora è lungo, quindi noi abbiamo iniziato col piede giusto e ora c'è tanto da migliorare e dobbiamo solo abbassare la testa e lavoriamo come sempre. È stato un affaticamento che non volevo rischiare, ho sentito un po' in dire, poi sono uscito, però niente di grave.
È iniziato il secondo tempo di Folgore Castelvetrano San Giorgio Piana, seconda giornata del girone A di eccellenza siciliana. Il calcio di rigore trasformato da Maltese ha sbloccato la partita poco prima. L'autore del fallo, Gino Giardina, è stato espulso, dunque la Folgore è in 10 uomini dal primo quarto d'ora della partita. Nessun cambio nell'intervallo, ci sono stati dei cambiamenti nel corso del primo tempo. Oltre all'espulsione di Giardina c'è stata l'entrata di Ala al posto di Ciolino. Questo è l'unico cambio, tutto invariato lato Piana. Folgore con Di Martino in porta, in difesa Tarantino, Rallo e Galfano, a centrocampo Bertoglio, Spanò, Pisciotta, Pace e Ala. In attacco c'è Mario Erbini. Questi 10 che sono rimasti in campo, a disposizione Sansone e Catania per la porta, poi Lipari, Gancitano, Foscari, Camara e Murania che non è al 100%. Indisponibile solo Rosella, infortunato. Il Piana attacca, il pallone per Bonamaison, ma incontra subito Pace. Piana con il 3-5-2, Sisè in porta, in difesa Tricoli, Duli e Giorgio Chinnici. A centrocampo Miliziano, Bonamaison, Hantus, Corso e Cintura. In attacco Maltese e Torres. A disposizione in panchina Pileri per la porta, poi Gracci, Manno, Alaimo, Visconti, Mattia Scalisi, Sinagra, Alessandro Scalisi e Pietro Balistreri, che anche oggi parte dalla panchina. Ha fatto gli ultimi 10 minuti, poco più. Scorsa settimana al debutto contro il San Vitolo Capo, perché inizialmente era stato ufficializzato al Lascari Cefalù, poi al San Giorgio Piana. Attaccante d'esperienza, classe 86, l'anno scorso ha sfiorato la Serie D sul campo con la maglia della Pro Favara. È arrivato lì nel corso della seconda parte di stagione. Nella prima ha giocato con la maglia dell'Unitas Sciacca. Bonamaison continua ad avere il dominio del gioco. Il Piana con l'uscita di Di Martino ad anticipare Torres. Piana che ha praticamente fatto l'85% della partita, sfiorando anche il raddoppio con Corso di testa da buona posizione al centro dell'area. Qui fallo di Torres e punizione per la Folgore, che non ha ancora impensierito Sisè. C'è stato un tiro di Tarantino molto largo dopo essersi accentrato. Poche opportunità per Mario Erbini. Oltre a proteggere il pallone e metterlo dentro, poco altro. Siparietto, tra l'altro, prima dell'inizio della ripresa con Torres. Eccolo qui, Mario Erbini guadagna l'ultima deviazione avversaria. Ultimo tocco di Tricoli e calcio d'angolo. Angolo per la Folgore. Il pallone in mezzo, deviazione cercata da Erbini sul primo palo, la presa di Sisè. Chance Folgore, impegnato adesso il portiere della Piana. Tra le gare in programma c'è il vantaggio della Partinica Audace contro l'Accademia Trapani 1-0, il gol di Marino, da capire chi tra Elia e Davide. Partinica Audace 1, Accademia 0, il Gela è avanti 3-0 sul Lascari, l'Oratorio Marineo è avanti 1-0 sulla Don Carlo Misilmeri, 0-0 ancora tra San Vitolo Capo e Parmonval. In campo anche Marsala Casteldaccia e super giovane Castelbuono Athletic Palermo.
alle 18 inizia Unitas Sciacca Castellammare sul neutro di Mazzara del Vallo, praticamente tra 1 ora e 20. Questo è il programma intero della seconda giornata del girone A di eccellenza siciliana, tutto oggi senza nessun anticipo del sabato. Prova a salire la Folgore con Tarantino, nel passaggio per Erbini, si muove Pisciotta, riceve adesso Oliva, il servizio in verticale per chi stava avanzando da quelle parti, pallone che ritorna per la squadra di Filippo Cavataio. Adesso Pace non sfonda, corso morbido per Torres che stava aspettando il recupero di Filippo Rallo. Spanò, allarga tutto per Tarantino. Pisciotta rientra, si muove, Spanò. C'è l'intervento dall'altro lato con Tarantino a terra, si continua a giocare. Pace rientra sul destro, deviazione, pallone che arriva in mediana, ancora Pisciotta. Buono il suo movimento, sbaglia l'ultimo tocco al pallone. Arbitro che adesso fischia, va a vedere un po' le condizioni dall'altro lato del campo di un giocatore della Folgore e si chiede l'intervento della panchina. A terra Tarantino. Folgore che ha tante defezioni con l'infortunio subito da Rosella, l'espulsione oggi di Giardina Urania non al 100%, c'è anche Hamza Camara in panchina. Nel corso della prossima settimana ci saranno nuovi annunci da parte del club di Castelvetrano. Nuovi arrivi che rinforzeranno la squadra. Può rientrare in campo Tarantino, come da regolamento è rimasto fuori per qualche secondo. Miliziano, serie di trattenute. La rimessa è del Piana che gira. Buona Mason. Antus corso, si gira in fretta, prova a gestirla con il tacco. Agustin Bonamaison si ritorna dietro, ancora Antus. Il lancio lungo di Giorgio Chinnici, colpo di testa di Galfano, la gestione di Miliziano, calcia al volo, pallone però storto, che arriva adesso sulla testa di Tarantino, ancora San Giorgio Piana, in possesso del pallone. Si fanno sentire entrambe le tifoserie. Una quindicina di sostenitori arrivati da Piana degli Albanesi. Voleva il pallone lungo Mario Erbini, l'aveva chiesto a gran voce. Antus, corso. Torres si gira velocemente, guadagna il calcio di punizione. Folgore Castelvetrano che non ottiene una vittoria in gare ufficiali da 9 partite, l'ultima in casa del Geraci lo scorso 3 marzo, l'ultima in casa invece contro
il Favara del 25 febbraio. E oggi si continua a soffrire in svantaggio contro il San Giorgio Piana. Schema per la squadra di Filippo Chinici in fondo con Miliziano, propone dentro, c'è però la difesa di casa. Pisciotta non vince il rimpallo, c'è però la rimessa laterale. Si prepara un cambio, è pronto Cavataio a cambiare qualcosa, uscirà Spanò, entra Gancitano, cambio in attacco, esce Spanò, dentro Gancitano. Adesso l'attacco presenta due figure di ruolo, dovrebbe presentare due figure di ruolo, infatti Gancitano si va ad affiancare a Mario Erbini. E il classe 91 dà qualche indicazione al nuovo entrato classe 2003. Spallata di Hantus, tutto regolare. La rimessa per la Folgore. Già battuta. Prova il tunnel Bertoio. Se la recupera del San Giorgio Piana. Ultimo tocco adesso di Galfano. Si gioca in mezzo al campo. Hantus prova il destro e sinistro. Pallone a Erbini che sale. C'è anche Bertoio in fascia. Erbini va lui fino in fondo. Si accentra. Vuole il fallo da calcio di rigore. Non lo ottiene e si dispera. L'ex Mazzara 46. Sorriso amarissimo perché non è la prima volta per Mario Erbini. Giorgio Chinici, lancio lunghissimo a cercare Maltese, si mette davanti con il colpo Tarantino, la butta fuori. C'è il gol della Parmonval a San Vito Lo Capo, San Vito 0, Parmonval 1, ha segnato Pomba. Con il petto Torres, Bertoio a proteggere, vuole l'ultimo tocco avversario, lo guadagna per la rimessa laterale a favore della Folgore. Erbini, si muove il nuovo entrato Gancitano, finisce giù Erbini, c'è fallo, è calcio di punizione per la squadra di casa. Gela avanti 5-0 sull'Ascari Cefalù. Erbini a faticare nel passaggio verso Gancitano, lanciato Torres in due, lì a difendere Rallo e Tarantino, la prende Rallo, adesso il passaggio per Bertoio. Tarantino, adesso Pisciotta. Tarantino nella zona di Gancitano, non la prende né lui né Erbini più avanti. Corso in profondità. Ci stava mettendo la testa a schiacciare Santiago Torres, infatti ha ricevuto un colpo, si è fatto male, dato che si è toccato la testa, qui c'è fallo. C'è il cartellino giallo per Galfano, ha dato giù Miliziano. Non è il primo ammonito della partita, il giallo lo hanno preso anche Rallo, lato Folgore, e Giorgio Chinnici, lato Piana.
una riserva per parte a scaldarsi a bordo campo per nuovi cambi nel corso di questo secondo tempo. Punizione per gli ospiti, barriera 2 per Armando Di Martino. La battuta di Corso con il destro, colpo di testa sempre in area, allontana Rallo, la riprende Bonamaison, prestatissimo da Mario Erbini. Arriva anche Pisciotta, Bonamaison si la cava da solo e va avanti, poi sbaglia l'intesa con i compagni. E pallone che arriva a Di Martino, si stava muovendo Giorgio Chinnici. Pisciotta a lanciare Gancitano. Contro cintura, Gancitano si ferma. Arriva anche la pressione di Giorgio Chinnici. Gancitano prova alla fine Mantus. Il pallone nuovamente recuperato dal San Giorgio Piana. Si ricomincia. Ala contro Miliziano. Dietro da Galfano. Avanti col sinistro. La scivolata non è in fallo laterale. Poi Miliziano la butta fuori con forza, rischiando di dare una pallonata a chi in zona. Anche lo stesso compagno Corso. Questo secondo tempo il Folgore attacca verso la porta, osservata dall'alto dai propri tifosi organizzati. Chissà se potrebbe rivelarsi un fattore in più per lottare verso il pareggio. C'è il vantaggio dell'Athletic Palermo a Castelbuono. Il gol di Spinola e già sono 4 in campionato. Super Giovane 0, Athletic 1. Occhio a Maltese. La rovesciata ad allontanare di Pisciotta, che si conferma il migliore in campo lato Folgore. C'è fuori gioco di Erbini. E allora punizione piana. La salita degli ospiti, cercato Torres, passaggio troppo corto da parte di cintura. Folgore che sta giocando di più in questo secondo tempo. La pressione di Corso su Ala. C'è il fischio dell'arbitro. La discussione con Rallo e Corso. Punizione che non può svilupparsi, dato che l'arbitro sta parlando con i giocatori. È Giorgio Fragala della sezione di Acireale, assistito da Luciano Sicali di Catania e Angelo Gulisano, anche lui di Acireale. Parlano Corso e Bertoglio. C'è Torres a terra. L'arbitro va dalle sue parti. Nel frattempo si continua a discutere sotto gli occhi della panchina del Piana con Francesco Corso e Filippo Rallo. Viene rialzato su Santiago Torres, che preferisce medicarlo fuori dal terreno di gioco. L'arbitro torna nella zona da cui si deve procedere per il calcio di punizione della Folgore Castelvetrano. Pronto ad entrare Alessandro Scalisi per il Piana, pronto al debutto in stagione. Entra ufficialmente al posto di Torres, che non ce la fa. E allora problema in casa Piana.
Torres esce per infortunio, dentro Alessandro Scalisi. Primo cambio per Filippo Chinnici. Tra i pochissimi confermati dell'anno scorso, il classe 2006. Adesso a comporre la coppia d'attacco assieme a Maltesi, l'autore del gol che sta decidendo questa partita. Punizione Folgore con la battuta affidata a Pace. Il pallone in mezzo, Sise. Filippo Chienici guarda nella zona di Santiago Torres, che sta raggiungendo la panchina, preoccupato per le condizioni del proprio bomber. Pisciotta intanto, Pisciotta fa tutto da solo, sinistro, pallone verso la zona di Pace, non vicino alla porta, tutto da capo con il movimento di ala. Pace, pallone per Pisciotta, giro, traversa, occasionissima per Pisciotta, si conferma il più pericoloso in casa Folgore. Il tentativo di questo classe 2005 molto interessante. Doveva essere un cross, ne è uscito fuori un tiro al giro. Pallone che è andato a scendere stampandosi sulla parte alta della traversa. Il 5-0 del Gela sulle Lascari lo ha segnato Cocimano. Chienici sbaglia e allora ancora Pisciotta in mezzo, due non c'è fallo, questa volta riprende a girare il pallone il San Giorgio Piana. Occhio alla posizione di Alessandro Scalisi, pallone che arriva prima a Di Martino che rinvia Pisciotta a terra, si continua a giocare, Pisciotta si rialza e rimessa per la Folgore. Grande occasione questa qui per la Folgore Castelvetrano che vuole il pareggio, pallone consegnato a Sise. Rischia tantissimo Rallo con questo passaggio sbagliato. Si finisce per servire Di Martino. Questo subito alla prova con il calcio di rigore calciato da Maltesi. Bertoio, Pisciotta, pallone in verticale per Ervini, esce Sise, ha superato Ervini, ma a coprire c'è Tricoli. Sise ed Ervini erano comunque vicini, ma Ervini si è ritagliato lo spazio per poter calciare. Era comunque difficile centrare lo specchio della porta. Buona Mason dietro, trova Pisciotta, presentissimo in questi ultimi minuti. Battuta la rimessa, Rallo verso Gancitano, c'è anche il colpo di Chinnici. Spray nel frattempo a bordo campo per Santiago Torres nella panchina del San Giorgio Piana. Antos vogliono il passaggio dall'altro lato i giocatori del San Giorgio Piana, posizione regolare per Bonamaison. Ancora Bonamaison in mezzo sul petto di Rallo, nuovo cross, Alessandro Scalisi con sinistro, male, controlla addirittura con i piedi Di Martino. Scienza butta letteralmente sui piedi della classe 2006 dopo l'insistenza di Bonamaison sul fondo. Entrata da dietro, fallosa secondo l'arbitro di Antus ai danni di Bertoio.
Pace gira tutto da Pisciotta a puntare gli avversari, tutti i palloni sono verso la sua zona. Pisciotta calcia in curva, si sta spendendo tanto il numero 7 della Folgore. Nel frattempo preparando un nuovo cambio. Di testa ala, c'è fallo. Di Martino. Galfano. Ala. Rimbalzo non proprio dei migliori. E va via Miliziano. Bertoio. Galfano. Riesce il passaggio in scivolata. L'entrata da parte di Ala, ma da terra. Fantus interviene. La rimessa effettuata da Galfano. Nuovo pallone fuori. Sale piano piano la Folgore. Ancora Ala a proteggere. Ultimo tocco di corso. Si continua così. Il raddoppio del Partinico Audace sull'Accademia Trapani. Il gol di Olaoi. Partinico 2, Accademia 0. Di testa il passaggio voluto da Galfano. Si ritorna dalle sue parti. Ancora corso in zona. Ancora Miliziano a rilanciare. Rallo. Il passaggio verso Galfano in difficoltà. Intervento di corso per il centrocampista del Piana. È in arrivo il cartellino giallo, in arrivo anche lo staff medico di entrambe le parti. Piana che sta per far entrare Mattia Scalisi, quindi in campo ci saranno 2 Scalisi a breve. I tifosi della Folgore chiedono qualche cambio a Cavataio, ma le alternative sono poche. Spray per il corso. Altezza Caviglia, il suo intervento. Ecco il giallo per Francesco Corso. Il secondo lato Piana. Ed è proprio lui a uscire, a lasciare il posto a Mattia Scalisi. Fascia da capitano consegnata a Duli, e piano piano si sta prendendo parte della difesa titolare di Filippo Chinnici. Dentro Mattia Scalisi al posto di Corso, non cambia nulla dal punto di vista tattico. Un centrocampista per un centrocampista, da capire se si metterà al centro al posto di Antus, con Antus che farà la mezzala. Prima però la punizione per la Folgore. Batte Pace e corta la battuta con Pisciotta che riceve. Nuovo passaggio per Pace a fronteggiare 2 avversari. L'ultimo tocco è da parte di Chinnici, che prova a far ripartire i suoi. Maltese verso l'interno, recupera la Folgore con Galfano, rischia tanto Tarantino, ma in genere la Folgore con questo retropassaggio. Attacco pronto anche della nuova entrata Mattia Scalisi.
si cerca di servirlo tramite il passaggio di Bonamaison. Cintura. Maltese cade, non c'è assolutamente fallo, avanti la Folgore con Erbini, l'assa dietro per la salita di Pace, passaggio un po' così per quanto riguarda la precisione su Ala, ce n'era doppio dell'Athletic ancora con Spinola, il gol Super Giovane 0, Athletic Palermo 2, quinto in campionato in 2 giornate per Lionel Spinola. Cambio per il San Giorgio Piana, dentro Manno, anche lui confermato dall'anno scorso. Lui che invece è un difensore. C'è il pareggio del San Vito Capo contro la Parmonval, ha segnato Bulades su calcio di rigore. San Vito 1, Parmonval 1. Dentro dunque Manno al posto di Cintura. Oggi era alla prima da titolare. Nella classe 2005. Dentro Manno. Gancitano nel frattempo per la Folgore, pallone dietro, Duli lo spassa via. Nuova proposta in profondità, colpo di testa di Hantus, si cerca il fallo, c'è una discussione con Duli e Mario Erbini, arriva l'arbitro a calmare gli animi di entrambi. Gancitano la colpisce con il petto, vuole una deviazione, il pallone ancora suo, vuole il retropassaggio per Ala, pallone in rimessa laterale, la Folgore cerca da un bel po' il gol del pareggio, è andata vicina con la traversa di Pisciotta. Gancitano si stava per coordinare, ma è stato commesso fallo in attacco, punizione per il San Giorgio Piana. Anche tanti bambini oggi al Paolo Marino. Arbitro che parla con Bertoglio, che si lamenta delle perdite di tempo degli avversari, in vantaggio dal primo quarto d'ora del primo tempo con il calcio di rigore trasformato da Maltese. Rallo rilancia, colpo di testa di Hantus. Miliziano, solite palle alte da parte sua, Alessandro Scalisi, il fallo è suo, punizione per la Folgore che deve affrettarsi perché il tempo scorre e non ce n'è molto. Antus verso la zona di Maltese, a pressarlo Tarantino, e passaggio in verticale troppo lungo per Bonamaison, rimessa dal fondo per Armando Di Martino. Cambio per la Folgore, entra Murania, al posto di Galvano. 3-0 nel frattempo della partita audace sull'Accademia Trapani, ha segnato ancora Marino, da capire ancora chi tra Elia e Davide. Dunque partita audace 3, Accademia Trapani 0. La alza Tarantino, c'è Maltese, la tocca in qualche modo, pallone sempre della difesa della Folgore. Mattia Scalisi si guarda intorno, vuole il passaggio filtrante per il reparto d'attacco, scambio con Alessandro Scalisi, poi il pallone viene regalato a Pisciotta, c'è il 3-0 dell'Athletic Palermo in casa della Super Giovane Castelbuono con Matera. Super Giovane 0, Athletic 3. Pisciotta, il più acclamato perché la gente qui sa
che può dare qualcosa oggi alla Folgore. Erbini se la porta fuori, calcio d'angolo, c'è il Marsala in vantaggio contro il Casteldaccio, ha segnato Mangeracina, Marsala 1, Casteldaccio 0. Intanto i bambini li vedete a seguire da vicino il calcio d'angolo della Folgore. In area però si discute, ci si sbraccia per volere il pallone che arriverà tra pochissimo. La battuta in mezzo, Sise la blocca e non era facile perché c'era tantissimo traffico lì in area piccola. Lucido, molto, il portiere del San Giorgio Piana. Salemanno, il nuovo entrato, si scontra con Tarantino senza paura. C'è il fallo da parte del classe 2005 del Piana e allora punizione per la Folgore. Di Martino verso Murania, si gira subito contro Miliziano. Erbini vuole il tacco, insiste sempre sul pallone, ancora Erbini, un pallo favorevole contro Miliziano, poi perde l'equilibrio, l'ultimo tocco è il suo, c'è angolo in realtà. Calcio d'angolo per la Folgore. Ha lottato fino all'ultimo Mario Erbini nonostante la caduta. Vuole crederci la Folgore. Parte il destro in mezzo verso il primo palo, verso l'attacco da parte di Bertoglio. Nuova battuta per Pace, stavolta corta. Bertoglio verso Pace, passaggio un po' così. Pace cade, si rialza. Questo è il desiderio dell'arbitro. Ancora Pace fino in fondo. C'è sempre Bertoglio. Pace era caduto in aria, ma senza un intervento irregolare. Il fallo se lo guadagna Murania con la punizione. È nuova possibilità per la Folgore che tramite calci piazzati, palle inattive, cercherà di agguantare questo pareggio, cercato praticamente per tutto il secondo tempo o quasi. Gancitano e Murania, le mosse offensive di Cavataio. Due in barriera. Parte Pace, la gira in mezzo, secondo palo, non arrivano né Rallo né Gancitano. Pallone leggermente troppo lungo per entrambi. Il rilancio di Lamin Sise, sponda efficace di Alessandro Scalisi per Maltese. Non c'è più il possesso per il Piana e la Folgore a fare questo finale. Murania vuole il passaggio, c'è Mattia Scalisi che recupera. È fresco il centrocampista del Piana, vuole insistere, si guarda ancora alle spalle con la pressione di Baldo Murania, si guadagna la rimessa laterale. Pisciotta gira tutto e cambia il gioco nella zona di ala, tocca a mano, si sfidano i due alla meglio, l'esterno adesso schierato così del Piana. Poi l'intesa è quella che è.
Si riparte da Tarantino, 5 minuti più recupero alla fine di questa partita. Il Piana vorrebbe chiuderla. Occhio Maltese, ce ne sono 2 liberi da quelle parti. Alessandro Scalisi dalla panchina, il gol di Mattia Scalisi, pardon, il 2-0 all'86esimo, il gol del San Giorgio Piana, che così chiude la partita dalla panchina. La mossa di Chenici, il gol di Mattia Scalisi. L'abbraccio con la panchina, erano in 2 in quella zona di campo del San Giorgio Piana. Mattia Scalisi fa il gol del 2-0. A parlare un po'. A parlare. Direttore! 2-0 per gli ospiti. Il gol di Mattia Scalisi, entrato da qualche minuto dalla panchina. C'è un altro cambio per il San Giorgio Piana. È gente che qui al Paolo Marino inizia ad andare a protestare contro la squadra, la gestione di Cavataio. Si è fatto male Antus, c'è pronto ad entrare Visconti. Vedremo se resisterà André Santos, anche perché lì a bordo campo c'è Miliziano. Miliziano resta in campo, esce Antus, anche lui non ce la fa. Entra Visconti per questi 2,5 più recupero. Si riprende a giocare la traversa di Pisciotta, che aveva fatto sperare i tifosi della Folgore poco fa. Il gol di Mattia Scalisi, che ha rimosso Stellucci in sospeso. Il rinvio di Sise, il fallo su Filippo Rallo, calcio di punizione. Andrea! Tarantino prova a muoversi alla passaggio però su Giorgio Chinnici. Alessandro Scalisi sbaglia e allora Pace finisce giù, calcio di punizione per la Folgore. Già battuto, Pisciotta fa rivedere il classe 2005 destro-sinistro, ancora Pisciotta non riesce a sfondare, c'è fallo addirittura in attacco. Chiariscono Bonamaison e Mario Urbini. Urbini ha qualcosa da ridire, infatti viene allontanato dai giocatori del San Giorgio Piana. Saranno 5 minuti di recupero, si giocherà fino al 95esimo qui al Paolo Marino.
Miliziano, avanti ancora il Piana, sta per conquistare la sua prima vittoria storica nel campionato di eccellenza. Cross in mezzo, il maltese, stop ed è passaggio per Alessandro Scalisi, finisce fuori, c'è stata comunque deviazione, allora calcio d'angolo per gli ospiti. Va Mattia Scalisi dalla bandierina, l'autore del gol dello 0-2. Parte il suo pallone in mezzo, allontanato di testa dalle retrovie e Manno si scontra con Gancitano. Possesso sempre del San Giorgio Piana. Si ritorna addirittura dal portiere della Minsise. Passaggio per Maltese. Visconti trova però gli avversari. Il rilancio di Di Martino. Non felicissimo il suo debutto con la maglia della Folgore. Con questi 2 gol subiti, più che altro è stato il Piana a essere cinico, perché vere e proprie occasioni verso lo specchio della porta per gli ospiti non ce ne sono state. Pace, Pisciotta, serve dietro Pace, scavalca l'avversario che commette fallo. Il fallo è stato commesso da Visconti, che viene ammonito. Terzo giallo dato Piana. Non è al meglio Pace, perché si tocca un po' la caviglia. Batte comunque questa punizione, questo finale di match. Parte Pace verso la porta, di pochissimo fuori. Pace ha pensato di tirare una volta che si sia messo in questo modo e non di servire più al centro, tant'è che Pisciotta sullo 0-1 ha rischiato di far gol proprio in questo modo. Non era un calcio di punizione, era comunque un cross. Folgore Castelvetrano, che prossima settimana punterà a riscattarsi a casa della super giovane Castelbuono, squadra attualmente sotto in casa contro l'Athletic Palermo per 3-0. San Giorgio Piana invece che giocherà contro l'Unitas Sciacca nella prossima di campionato settimana, la sfida contro l'Athletic Palermo, sempre qui in diretta sul canale YouTube di Sportisti. Punizione Piana a 30 secondi dal termine. Mattia Scalisi per Miliziano. Il passaggio di Bonamaison, avanza Miliziano, prima di lui Murania. Conserva la rimessa dal fondo per la Folgore. E presumibilmente questa sarà l'ultima azione della partita.
Triplice fischio ufficiale 2-0 della San Giorgio Piana, che conquista la prima sua vittoria storica nel campionato di eccellenza. S tra i fischi la Folgore Castelvetrano, decisivi i gol di Maltese sul calcio di rigore e Mattia Scalisi dalla panchina. Prossima settimana Folgore in casa della Super Giovane Castelbuono. Piana che ospiterà lo Sciacca. E tutto dal Paolo Marino. Grazie dell'attenzione. Ciao, da Salvo Geraci. Oasi Bar, Best, Baraonda, Guarident, Che Idea, Pescheria Asaro, Generali Assicurazioni, Multimedical, Nicolas Pizza, Frutti Timni Ristorante, Tutto Marmitte, Pizzeria Valeri 2, Casa del Fumatore, Ferraro Caseificio, Sant'Angelo Costruzioni, Martino Bibite, Bruno Cornetti, Pavia Car, Associazione Pane Nero, RCV Radio Network.